Ve lo ricordate questo ragazzone? Ma certo che sì, il Beppone nazionale, conosciuto casualmente al bivacco Brollo, da bravo calabrese ha subito voluto chiarire cosa fosse per lui il significato della parola ospitalità, organizzando su due piedi un pranzo di Natale. Settentrionale nel cuore ma con l'anima al gusto frico, ha subito con il suo sorriso e simpatia conquistato l'affetto di tutti. Ad un certo punto mi chiama proponendomi un aperitivo in mezzo al nulla. È come dire di no, ma io non mi sarei mai aspettato che... Allora, la squadra qua è ben composta, siamo ben che numerosi e abbiamo il signor Giuseppe di Up and Down. Ciao. Che ci spiegherà in modo conciso cosa facciamo. Allora, si va di là e si ritorna da là. Benissimo. Le idee sono chiare. L'obiettivo è Passo d'Igola? L'obiettivo è Passo d'Igola. Non prima però di essersi fermati a metà strada per un brindisi. La situazione si fa subito impegnativa, non tanto per il terreno, ma preoccupati delle 2 borse di cibo finite nel mio zaino e in quello di Max. E il tutto quindi ci faceva dedurre che in quello di Beppe ci fossero solamente bottiglie. Da subito 2 sono le parole fondamentali: tecnica e motivazione. Per far traccia, quello davanti sta in punta e tu metti la sinistra sulla sua destra, tu stai un po' sfalsato a destra e lei un po' sfalsato a sinistra, la traccia si fa a punta. Oh, io non ho capito niente. Okay. Considerando che quelli dietro sono senza ciaspole, noi stiamo cercando di facilitare il lavoro battendo la pista in maniera molto agevole. Professionale soprattutto. E Gianluca ci sta dando un buon esempio su quello che fare. Ma il bello è che il cane ti sta seguendo. E quindi noi battiamo e gli altri ci seguono. Il tutto molto simpatico, con una neve bagnata e pesante. Bene ciurma, arrivati. Fuori forma, io sono arrivato ultimo, però Beppe, appena arrivato ho notato questa cosa qui, che secondo Max è? Direi un vermouth e un bitter così a occhio, che mi sa tanto l'americano. Suona, no? Suona l'americano. Cioè, secondo me. all'inizio del percorso Giuseppe mi ha dato qua 10 kg di borsa, una busta Dio, che non sappiamo cosa c'è dentro, è un po' il gioco delle scatole, scatola 1, scatola 2, scatola 3. Luce? Senti il peso, Non ci posso il credere, pane deve stare sopra qui. non ci posso credere. Questi sono casarecci, pecorino. È una cosa che ti avevo promesso l'altra volta. Cosa sarà questa secondo Mettiamola in te? vacca subito. No, è che io Questa, che cos'è questa? L'anduia. L'anduia. non ci posso credere. L'anduia Non ci americano. posso E la puccia, anduia e puccia insieme. Cioè, Per l'americano, le scorzette di limone, Non ci posso l'arancia. credere. neanch'io. Vi vedo pericolosamente attrezzati. Questo è l'imprevisto della montagna, lo sai, no? Io questo posso fare così? Beppe con questi bicchieri sei riuscito a superare anche Alex. È buono. Allora, Martini no, rosso. non è che noi siamo a livello pro, abbiamo portato via un pro. Certo. Benissimo, direi che ci siamo. Cin cin salute. Però Max, con quella cuffietta lì hai tanto da astronauta anni 80 russo. Sì, russo. Simonetta, vieni qua. Vieni. Fai vedere cosa hai portato, Simo. Vedi come viene male mentre cade a terra, esatto, quindi. Questo è. Io taglio. Ma poi in tutto questo Max ha detto: ma scusate, ma un grappino ci sarà? Sì, io scherzavo. C'è il grappino, lui scherzava, ma il grappino anche c'è. Il caffè? Sì, io ho portato la grolla, quello dell'amicizia, sì, da 12. Questa volta ce la siamo presa con calma. La compagnia, i sorrisi, le risate, l'allegria si sono fusi armoniosamente in un contesto montano eccezionale. L'ottimo cibo e un buon bicchiere hanno coronato il momento, permettetemi il termine, godereccio e goliardico. Beppe, la Simo e Sophie sono stati meravigliosi, fondendo l'ospitalità del sud con quella del Cadore, creando così una miscela esplosiva. E noi non possiamo far altro che ringraziarli. Allora, siccome non ho avuto tempo di mettermi d'accordo con il manager e la signorina presta la sua immagine solamente a canali YouTube famosi, riprenderò solamente le manine che mi costano meno, sono circa 30 euro. Allora, cosa succede con questa sassolina? Allora, lasciamo questo sassolino che ha fatto Cristina e se l'ho trovato e portatelo in un'altra vetta. Bravo, io devo applaudirti perché sei stata veramente bravissima, sei arrivata fino su in sella, non ti sei mai lamentata,
Sei stata eccezionale, complimenti da parte di tutti gli adulti che veramente siamo rimasti sbalorditi da quanto sei bravissima. Fai vedere il sassolino, adesso mettilo pure vicino al piedino lì, al piedone. Fantastico. Per raggiungere Passo della Digola abbiamo parcheggiato la macchina presso la chiesa di Sappada. Da lì si imbocca la pista CAI 313, il così chiamato Sentiero Frassati. Lungo il tracciato manteniamo la destra raggiungendo quindi Tamer di fuori e in seguito Tamer di dentro. Passo della Digola con i suoi 1674 metri si fa spazio fra la terza piccola e la terza media, regalandoci un bel panorama. Video leggero e spensierato, ma ogni tanto ci sta. Se non lo avete già fatto, date un'occhiata al nostro canale con tante idee per come passare un weekend sulle montagne in Friuli Venezia Giulia. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!